in quarti o in non saprei come chiamare questa sezione di tronco, o tavole. Questa è praticamente una tavola grossa 22 cm che viene ricavata da un tronco, che è stata ricavata probabilmente da quel tronco di 90 cm di diametro. Ecco, questi pezzi che pesano, un pezzo così peserà in questo momento appena tagliato 2 quintali almeno, questo qua di più. Ecco, questi stanno un paio di anni a stagionare. Dopodiché si procede ad una prima sbozzatura, eccola qua, ora seganastro, e si definiscono questi sbozzi grezzi che restano più o meno un altro anno a stagionarsi meglio, perché comunque l'umidità è molto grande dentro al blocco. Questi sono alcuni degli stampi che si usano per individuare nel tronco la posizione migliore, e qua si traccia con lo stampo della testa, si traccia nel blocco grezzo, si tracciano i segni che poi seguiremo con le seghe a telaio. Qui sono io 35 anni fa con il mio maestro Giuseppe Cardi, e qui invece sono io 35 anni dopo con il mio allievo Pietro.